Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di futsal. Siamo in collegamento con Patrick Marcon, nuovo coach dello Sporting Musile. Innanzitutto, coach, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei. Allora, coach, per prima cosa, da qualche giorno lei è il nuovo allenatore, come detto, dello Sporting Musile. Come è venuto il percorso che l'ha portata ad accettare la proposta, appunto, dello Sporting? È venuta all'improvviso perché io comunque ero fermo e ho ricevuto questa telefonata dal presidente. Ho sentito subito l'entusiasmo, l'entusiasmo che già conoscevo un po' come società perché sono nel mondo del calcio a 5 da tantissimi anni e sapevo che questa società, questo presidente ci tengono molto, hanno proprio la passione nel calcio a 5 enorme. E questo diciamo che mi ha colpito un po'. Però prima di accettare ho deciso comunque di riflettere, di andare a vedere comunque una partita insieme a lui e lì, vedendo anche i giocatori, vedendo un po' questa voglia e questa passione che anche loro mettevano in campo, mi hanno fatto decidere insomma di accettare questa richiesta insomma del presidente. Ci par di capire che al di là dell'aspetto tecnico, tattico, indubbiamente importanti, la passione e l'impegno siano cose dalle quali lei non prescinde. Sì, sì, e consideriamo che andare ad allenare una squadra per me è sempre motivo di orgoglio e la passione l'ho sempre messa sia da quando calcavo i terreni di gioco e come quando ho sempre allenato. Diciamo che è stata un po' inaspettata, sì, perché magari una serie D so che per me è sempre una sfida un po' più particolare perché sicuramente c'è bisogno di più attenzione, di più suggerimenti, di stare molto più vicino ai ragazzi per farli capire bene come funziona il calcio a 5. Però, diciamo, se sono qui è proprio perché ho sposato questa passione un po' appunto della società. Certo, parlando invece di lei, del suo curriculum, come ha detto lei è da parecchio nel mondo del calcio a 5, sia come giocatore che come allenatore. Lei è trevigiano, di Ponzano Veneto se vogliamo essere precisi, e sappiamo che non è facile riassumere il suo curriculum, ci possiamo provare. Sì, se avete pazienza, io sono qui. Diciamo che innanzitutto io non ho mai fatto nessun tipo di pubblicità perché del mio curriculum. Mi rendo conto però anche adesso che è stato un po', diciamo così, uso una parola un po' così, spolverato. Da un lato mi ha fatto piacere e da un altro lato, ripeto, non sono uno che si vanta per quello che ha fatto e quindi partiamo da questo presupposto. Adesso è un po' alla luce di tutti quello che ho fatto in 30 anni. In effetti, 30 anni lunghi, ho iniziato a 23 anni con la prima squadra che c'era a Treviso, che era il Ponzano, Gran Marca Ponzano. Ho iniziato lì e poi da lì, da 23 anni in poi, con la chiamata rappresentativa che comunque poi non ho, non sono andato, non ho partecipato. Ho iniziato a giocare poi a Moniego e poi sono andato con l'Alta Marca 3 anni. Ho fatto una bellissima esperienza con la SEP Luparense in Serie B, dove siamo arrivati secondi in campionato, abbiamo vinto i playoff, abbiamo vinto la Coppa Italia Nazionale e successivamente sono tornato un po' in casa e con lo Sporting Marca, allenata da un mio carissimo amico che ho seguito poi per anni, che è Luca Mastro Giovanni. E anche lì comunque un bellissimo anno, una bellissima esperienza. Sono andato poi, tornato ancora all'Alta Marca in C1 dove ho vinto un campionato splendido, promosso in Serie B, ho rifiutato la Serie B per andare a sposare un'altra società che è il Conegliano e ho fatto un anno lì, poi sono andato a Mareno, poi sono andato a Spinea, sono andato a Tre Baseleghe.
col Fosco, dove ho fatto 2 bellissimi anni, anche lì raggiunto il secondo posto a un filo dai playoff, una finale persa per pochissimo, tanti gol, perché comunque ho sempre segnato tanto, ma al di là dei gol, con gli anni poi ho incominciato a capire che l'altruismo era la cosa più importante. Più invecchiavo e più capivo che il calcio a 5 è la soddisfazione non sono solo i gol, ma anche quelli che si fanno fare. Questo l'ho capito un po' negli anni. E poi niente, ho finito la mia carriera e, giocando, allenando poi con l'Arcade, ho fatto 5 anni lì dove ho allenato anche il settore giovanile perché volevo seguire mio figlio. L'ho allenato per 3 anni, dove ho portato per 2 anni di fila la squadra alle finali regionali, di cui un anno siamo passati anche alle nazionali, ho rappresentato il Veneto con questa squadretta e quindi ho variato un po', non mi sono concentrato nella prima squadra. Per me la famiglia viene sempre prima di tutto. Poi, se c'è l'occasione buona e le prospettive, il progetto, io lo sposo, ma per me la vita è sempre qua in famiglia. Il resto, ripeto, una carriera lunga dove ho giocato fino a 47 anni e sì, ho smesso da poco perché ho avuto dei piccoli acciacchi e lì ho capito che forse era meglio fermarsi. Come allenatore, sì, nel 2012 ho preso il patentino e ho allenato il Colfosco a dicembre, un bellissimo gruppo, e poi appunto l'Arcade, dove abbiamo fatto il CSI per 2 anni, siamo arrivati sempre in finale, e dove poi ho allenato in Serie D, siamo arrivati in semifinale playoff. Poi sono andato a Conegliano, una bellissima esperienza anche lì, dove ho preso un gruppo di ragazzi più o meno giovani e siamo arrivati anche lì a un quarto posto con una semifinale playoff. E niente, poi alla fine adesso vediamo quest'anno come andrà. Ovviamente prendere una squadra un po' in corsa non è mai semplice, ma l'entusiasmo non mi è mai mancato. L'esperienza che ho, prima o dopo, i ragazzi incominceranno a recepire un po' quello che insegnerò. Sono sicuro che raggiungeremo dei buoni traguardi, degli ottimi obiettivi. Il primo banco di prova sarà proprio domani, venerdì, contro l'Unione Ezzelina. Ecco, lei conosce già questa squadra? Come si prefigura questa partita? Allora, non la conosco, perché diciamo che conosco magari altri ambienti, però mi sono un pochino informato e diciamo che sono tutte squadre, secondo me, a parte qualche squadra nel nostro girone che è stata costruita proprio per salire di categoria, ma le altre ritengo che siano tutte alla nostra portata. Ritengo perché comunque al di là dell'aspetto tecnico-tattico della mia squadra, come ho detto anche prima, quando vedo passione e voglia, per me già quello è un ottimo inizio e sono sicuro che da adesso in poi potremo solo migliorare nel gioco e potremo migliorare in tante situazioni, insomma, e quindi sono fiducioso sia domani che anche per il resto del campionato. E sicuramente i presupposti ci sono e dunque per aver parlato di sé, dei suoi obiettivi e dei suoi valori anche che sono molto solidi, ringraziamo di cuore Patrick Marcon, nuovo coach dello Sporting Musile, per essere stato con noi. Grazie a voi.